io credo sia stato interessante anche questo ultimo intervento, e mi fa piacere parlare dopo, così comprendiamo anche le differenze, insomma, e direi anche le incomprensioni e anche la fatica che facciamo a capirci, perché vorrei provare a usare qualche parola. Popolo sardo è una parola che la sinistra usa. Chi di noi non ha mai usato popolo sardo? Credo che l'abbia usato Pietro Soto nella sua militanza politica, credo che l'abbia usato Massimo Tavera, l'ha usato Cabas, l'ha usato Solo, l'ha usato il Renzo Laco. Il popolo sardo è una parola della sinistra, è una parola di tutti noi qui dentro. Nazione sarda, qui dentro c'è pure qualcuno che ci ha scritto un libro. La Nazione sarda appartiene alla sinistra, è un dirigente del Partito Democratico. Il tema della nazione senza Stato è un tema che appartiene alla tradizione della sinistra della Sardegna, da Renzo Laco in su. Tutti noi ci riconosciamo una nazione senza Stato, quindi se questa cosa serve almeno per chiarirci questo, io ho fatto un passo avanti. Bravo. Quindi questo lo diamo per acquisito. Stiamo cercando di fare il passo avanti, più o meno come ci suggeriva anche l'amico in prima fila. Provo a dare il mio contributo non molto chiaro. Innanzitutto certamente la situazione politica è difficilissima, un pantano, diceva Giacomo Mameli, in Sardegna e altrettanto, se non di più, in Italia. Chiaramente riguarda anche la situazione politica in Italia. E quando abbiamo pensato a questo convegno, l'abbiamo pensato come un convegno che ci permettesse di affrontare questi temi, ma più o meno in una situazione normale. Non avevamo previsto che comunque ci sarebbero state da lì a pochi giorni le elezioni regionali e che sarebbero andate in questo modo e che ci avrebbero portato con maggiore evidenza quello che sta accadendo in Italia, il protagonismo della Lega, la forza e anche la prospettiva storica in cui ci sta portando. E probabilmente ci suona anche la fine della campanella della ricreazione. Il tempo per noi qui in Sardegna di continuare a dire ma sta tutto con l'Assemblea Costituente, continuare a parlare delle parole e non continuare a non decidere, e non prendere proprio coscienza di quello che sta accadendo, delle responsabilità a cui siamo chiamati, è probabilmente scaduto. E quindi credo che sia urgente fare un passo avanti effettivamente. E ancora le parole ci aiutano, autonomia. Pietro Soto ha ricordato molto bene come ci siamo arrivati, l'ha messa in una prospettiva storica, come ci siamo arrivati, eventualmente anche come superare, come uscire. Autonomia, abbiamo detto autogoverno, sovranità, federalismo, indipendenza. Sono tutte parole acquisite in qualche modo per quello che mi riguarda. Autonomia, sovranità, noi l'abbiamo usata persino nei nostri testi di legge, il governo bocciato, c'è la cassata, la Corte Costituzionale alla fine ha discusso un pochino per il sì, per il no, per il sì, per il no, alla fine l'ha cassato, ha detto che non si può usare, ma l'ha detto quella volta lì, probabilmente senza troppi stravolgimenti, la prossima volta dirà che si può usare. Quella volta lì poi me lo spiegarono, nonostante molta della dottrina anche del centro-sinistra, Bassanini compreso, marito in seconde nozze del ministro dell'epoca, della Lanzilotta, che aveva la responsabilità proprio di fare il ricorso alla Corte Costituzionale, Bassanini c'era ormai acquisito in dottrina che la sovranità nell'Europa è ormai distribuita, c'è una sovranità in capo all'Europa, c'è una sovranità nazionale, c'è una sovranità distribuita in capo alle regioni, e quindi c'è una sovranità di cui a cui noi abbiamo diritto e di cui dobbiamo anche farci carico responsabilmente. E acquisire sempre nuovi margini, nuovi spazi, nuove aree di sovranità, credo che sia non un nostro auspicio, ma è un nostro dovere immediato, nemmeno del futuro lontano. Indipendenza
che vuol dire essere non dipendenza, lo leggo al contrario, indipendenza, il contrario, non dipendenza. Bene, io credo che noi non vogliamo essere dipendenti, ma nel mondo di oggi credo che tra essere dipendenti di qualcuno e essere soli ci sia anche una via di mezzo che è quella delle alleanze, delle interdipendenze. E già oggi io credo che lo Stato italiano si sia messo in un sistema di interdipendenze, compreso l'interdipendenza con l'Europa, e tutti auspichiamo che in un sistema ancora più coeso, ancora più complesso, ancora più permeato di nuove interdipendenze si formi un'Europa dei popoli sempre più indipendenti e sovrani. Quindi un popolo sano che può stare benissimo in Italia, dove peraltro nella Costituzione, qualcuno l'ha ricordato qualche giorno fa, non parla mai del popolo italiano, parla del popolo. E dentro il popolo ci possono essere tanti popoli, così come in Europa si parla dell'Europa dei popoli, e non dice del numero dei popoli esattamente pari al numero degli stati. Anzi, ne fa un valore della differenza, delle diversità, delle diversità linguistiche, culturali. E lo stesso credo possa essere in Italia. Quindi io sto bene in un sistema di indipendenza, di interdipendenza, che mi responsabilizzi sempre di più, che mi restituisca sempre più spazi di sovranità, pur rinunciando a essere solo. Poi, siccome tutti i passi non li dobbiamo fare oggi, credo che questo sia un passo importante che si possa decidere di fare oggi. Ancora, io mi sento un pochino come una di quelle persone, un cittadino con due passaporti. C'ho il passaporto sacro, c'ho il passaporto italiano. E per dire la verità io li voglio bene entrambi. Se mi chiedono qual è la mia piccola patria, qual è la mia patria, certamente sono nella terra, ho calpestato la San Luri, quelle campagne, quel paesaggio, lì sono io. Se mi immagino da vecchio, mi immagino lì. Le nuraghi. Non di meno, vorrei dire che porto nel cuore, dentro anche, le lotte dell'antifascismo, l'Italia repubblicana, la scrittura di questa Costituzione, quello che c'è scritto dentro, l'enunciazione di quei diritti, le lotte dei lavoratori, la storia di Vittorio, il fatto che una persona, anziché in Sardegna, in Puglia, Cerignola, fa una prima scuola, per chi a scuola non ci poteva mai entrare. Tutte queste fanno parte anch'esse della mia storia, e non vorrei rinunciare neanche a questo. Non ho bisogno di ricordare, spero, o di descrivere pedissequamente, che fanno parte totalmente della mia storia, le storie che tutti conoscono. Quindi la rivoluzione della Lega io la vedo così. Sono molto d'accordo con quello che ho appena sentito anche da Pietrino Sotto, che loro forse quell'idea non ce l'hanno più, non hanno bisogno, perché si devono separare, se possono, comandare a casa loro e comandare a casa nostra. E faranno così. Non si separeranno più, si tengono i soldi per loro, immagino un'Italia diversa dove ognuno si tiene i suoi soldi, per un po' di tempo ancora teniamo, come la chiamano proprio, secessione. no, degli spazi insomma di solidarietà, dei margini in qualche modo di solidarietà dentro i costi standard, subito, ma ancora per qualche tempo, e poi basta. Ma per il resto, per quel poco di solidarietà, diciamo, stizzita, possono comandare nel resto d'Italia, si tengono un po' un mercato, si tengono comunque un potere politico, si tengono mille opportunità. Ce lo stanno anche dimostrando questi giorni, quando uno dice devo vendere il faro di Lazinara, dopo che è stato effettivamente già trasferito dal demanio della regione 3 anni fa, in una firma che io ho messo insieme al direttore generale del demanio dello Stato, la moglie di Follini, non mi ricordo come si chiama.